che tu hai dato il tuo figlio per me. Dio, c'è una strada che tu hai preparato per me, e passo dopo passo arriverò ad incontrarti nel cielo. Indietro non tornerò, perché in te ho trovato la vera vita, ed è per questo che io canto, ed è per questo che ti lodo. Questa canzone la canto per te, mio Signore, per te che hai dato il figlio tuo, che mi hai amato prima che ti amassi io, quando ero stanco e lontano da te. E nel più semplice modo che io conosco voglio dirti grazie, perché la sola vera ragione per cui canto adesso è che tu hai dato il tuo figlio per me. Hai dato il tuo solo figlio per me. Se dentro me ho perso la speranza e sento che certezze più non ho, non temerò, ma aspetterò in silenzio. Buonasera. L'amicizia, pensare ad essere amici, pensare alla benedizione dell'amicizia e pensare anche alla laicità dell'amicizia. Questa sera affronteremo tutti questi problemi. E voglio raccontarvi una piccola storia accaduta in una città della pianura padana del nord Italia, molti anni fa, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale c'è un giovane che lavora facendo dei piccoli trasporti e ha una bicicletta. Può fare dei piccoli trasporti soltanto con quella bicicletta. Questa nostra vicenda si svolge tra Reggio Emilia e Modena. Un giorno questa bicicletta gli viene rubata e un suo amico regala la sua bicicletta, rimanendo lui stesso senza lavoro, perché quella bicicletta era la fonte di approvvigionamento del suo lavoro, perché anche lui viaggiava con la bicicletta e portava e trasportava delle merci. Ora questa storia ci fa vedere che per amicizia si possono fare molti sforzi. Qualche volta per amicizia nascono anche degli eroismi. In questo caso non c'è un eroismo, ma è una storia di generosità che nasce tra due persone nel nostro racconto, che potrebbe rappresentare moltissime altre vicende simili accadute, giovani che non conoscono il Signore Gesù Cristo. Vi racconto un'altra vicenda e questa volta le persone conoscono il Signore Gesù Cristo. E ancora una volta il protagonista viene da Reggio Emilia e arriva a Udine
e un gruppo di amiche lo accolgono facendo per altri amici, organizzando per altri amici una cena. Ed essendo generose nel donare e nel fare dei cibi. Queste amiche generose sono state unite da un obiettivo diverso. Il primo obiettivo del primo racconto immaginario che ho proposto è laico. Il secondo è un gruppo di amiche che lo fanno per aiutare quella persona che viene a Reggio Emilia a testimoniare Gesù Cristo a un gruppo di persone che vivono qui da noi in Friuli. Gli amici, insomma, capitolo numero 16 è il capitolo dell'amicizia, naturalmente stiamo parlando di Romani. Gli amici secolari qualche volta sono preziosi, da non dimenticare. Gli amici secolari non dovrebbero essere mai dimenticati. Qualche volta si dice che alcune amicizie dovrebbero durare per sempre, non dovrebbe esserci niente che incrina la vera amicizia. Se una vera amicizia non è incrinata a nulla, anche una parola in più può essere ricostruito un rapporto e può essere dimenticata. Gli amici di Chiesa sono più preziosi ancora. Perché gli amici secolari sono preziosi perché sono amici, ma gli amici di Chiesa hanno qualcosa in comune con te che è la potenza dello Spirito Santo. Se sono amici di Chiesa, se sono fratelli di Chiesa, se hanno accettato Gesù come loro Salvatore personale, altrimenti è un club. E ha un valore lo stesso, perché sono amici di club. Ma gli amici della Chiesa, se hanno accettato Gesù Cristo, sono amici speciali e si coniugano insieme. E sono, come abbiamo letto nella lettera ai Romani e anche in altri passi del Nuovo Testamento, il corpo di Cristo. Ed essere il corpo di Cristo vuol dire avere una preziosità. Non devo fare classifiche tra gli amici, ma ricordare che convertiti e non convertiti sono amici con i quali dobbiamo avere un rapporto personale, individuale, intimo, se lo crediamo, e qualche volta ci possono essere delle condizioni, soprattutto all'interno della Chiesa, che ci avvicinano di tutti i gruppi, anche di un club culturale, che ci avvicinano di più a delle persone, ci avvicinano di meno dalle altre, perché i rapporti personali sono inclinazioni, ciascuno di noi ha un'inclinazione nei confronti di un'amicizia o nei confronti di un'altra. Ma questo rapporto di amicizia emerge in una potenza speciale nel capitolo 16, che è l'ultimo capitolo della lettera ai Romani che noi affrontiamo questa sera. Ve lo voglio leggere per farvi cogliere come il rapporto tra amici risente di una particolare tensione. Voglio, prima di affrontare questa lettura, pregare con voi. Signore, sia benedetto il tuo nome. Sia benedetto il tuo nome per i nostri amici, Signore. Per i nostri amici di Chiesa. Ma anche per gli amici che non sono nostri fratelli di Chiesa, ma sono amici lo stesso, magari da tanti anni. Ti preghiamo, Signore, vogliamo ricordarci nelle nostre preghiere dei nostri amici, Signore, ognuno dei suoi, amici conquistati con la nostra simpatia, amici che ci hanno conquistato con la loro simpatia. Vogliamo ricordarci dei nostri amici, Signore. Però vogliamo ricordarci soprattutto dei nostri amici di Chiesa, i nostri fratelli del corpo di Cristo, Signore. Fai che nulla incrini la nostra amicizia, Signore. Ti preghiamo, Signore, potentemente per la nostra unità, perché Tu sei il Signore dell'unità. E ti preghiamo per i nostri amici
nella molteplicità dei nostri comportamenti e dei nostri caratteri, perché nulla incrini la nostra amicizia. Ti chiediamo anche di guidarci in questa lettura del capitolo 16 di Romani, perché in questa lettura noi troviamo ancora delle indicazioni per scoprire come ci si comporta con gli amici. Lode a te, o Signore, lode al nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Capitolo 16. Vi raccomando Febe, nostra sorella, che è diaconessa della chiesa di Cencrea, perché la riceviate nel Signore, in modo degno dei santi, e le prestiate assistenza, in qualunque cosa ella possa avere bisogno di voi, poiché ella pure ha prestato assistenza a molti e anche a me. Salutate Prisca e Aquila, miei collaboratori in Cristo, i quali hanno rischiato la vita per me. A loro, non io soltanto sono grato, ma anche tutte le chiese delle nazioni. Salutate anche la chiesa che si riunisce in casa loro. Salutate il mio caro Epenetto, che è la primizia dell'Asia per Cristo. Salutate Maria, che si è molto affaticata per voi. Salutate Andronico e Giunia, miei parenti e compagni di prigionia, i quali si sono segnalati fra gli apostoli ed erano in Cristo già prima di me. Salutate Ampliato, che mi è caro nel Signore. Salutate Urbano, nostro collaboratore in Cristo, il mio caro Stacchi. Salutate Apelle, che ha dato buona prova in Cristo. Salutate quelli di casa Aristobulo. Salutate Erodione, mio parente. Salutate quelli di casa Narcisso, che sono nel Signore. Salutate Trifena e Trifosa, che si affaticano nel Signore. Salutate la cara Perside, che si è affaticata molto nel Signore. Salutate Rufo, l'eletto del Signore, e sua madre, che è anche mia. Salutate Asincrito, Flegonte, Erme, Patroba, Erma e i fratelli che sono con loro. Salutate Filologo e Giulia, Nereo e sua sorella, Olimpa e tutti i santi che sono con loro. Salutatevi gli uni gli altri con un santo bacio. Tutte le chiese di Cristo vi salutano. Ora vi esorto, fratelli, a tenere d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro. Costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Quanto a voi, la vostra obbedienza è nota a tutti. Io mi rallegro dunque per voi, ma desidero che siate saggi nel bene e incontaminati al male. Il Dio della pace stritolerà presto Satana sotto i vostri piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Timoteo, mio collaboratore, vi saluta, e vi salutano anche Lucio, Giasone e Sosipatro, miei parenti. Io, Terzio, che ho scritto la lettera, vi saluto nel Signore. Gaio, che ospita me e tutta la Chiesa, vi saluta. Erasto, il tesoriere della città, e il fratello Quarto vi salutano. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti voi. Amen. A colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi remoti, ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche, per ordine dell'eterno Dio, a tutte le nazioni, perché ubbidiscano alla fede, a Dio, unico in saggezza, per mezzo di Gesù Cristo, sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. 26 persone. Osserviamone i caratteri. Febe è donna che presta assistenza, merita onore. Mi raccomando, ricevetela con tutti gli onori. Attenzione, ha bisogno di voi, ma
Lei, quando è stata messa alla prova, ha dato una mano. Prisca, Aquila, il marito e la moglie. Prisca è la moglie, Aquila è il marito, collaboratori, coraggiosi. In quel momento storico, per diffondere il Vangelo c'era bisogno di coraggio, anche oggi, ma molto meno a giudicare da noi che viviamo queste realtà occidentali. Ospiti di chiesa in casa loro trovano sempre la porta aperta. Voglio andare alla terza lettera di Giovanni, tra il versetto 5 e il versetto 8, lo ricordate, è un solo capitolo, la terza lettera di Giovanni. Carissimo, tu agisci fedelmente in tutto ciò che fai in favore dei fratelli, per di più stranieri. Questi hanno reso testimonianza del tuo amore davanti alla Chiesa e farai bene a provvedere al loro viaggio in modo degno di Dio, perché sono partiti per amore del nome di Cristo senza prendere niente dai pagani. Noi dobbiamo perciò accogliere tali persone per collaborare in favore della verità. Anche Prisca e Aquila sono collaboratori. Lei e lui sono coraggiosi, ospitano la Chiesa in casa loro. 26 persone, andando avanti nell'elenco troviamo anche Epenetto. Primizia in Asia per Cristo, probabilmente la prima persona che ha conosciuto Paolo. E poi c'è Maria, una donna che fatica. E poi c'è Andronico e Giunia, sono stati carcerati, i primi cristiani hanno subito spesso il carcere. Non ci interessa sapere se Giunia è un nome maschile o femminile. Sappiamo che costoro sono stati carcerati. E poi c'è Ampliato, molto caro a Paolo, e Urbano. Ancora una volta ritorna questa parola, questo termine, collaboratore. Ampliato, un collaboratore. E poi c'è Stacchi. Stacchi è caro. E poi c'è Apelle, da prova della fedeltà in Cristo. E poi ci sono quelli di Aristobulo o Aristobulo con la loro casa. E poi c'è Narcisso, anche lui mette a disposizione la sua casa con i suoi fratelli, anche lui è nel Signore. E poi ci sono due figure, potrebbero essere figure femminili, ma non viene specificato con chiarezza. Viene specificato con chiarezza che Trifena e Trifosa si affaticano nel Signore. E poi siamo sicuri di questa donna perché l'aggettivo che l'accompagna è cara, la cara Perside. La cara Perside anche lei è caratterizzata dalla fatica. Gente che dà prova, gente che fatica, gente che è eletta come Rufo o come Asincrito, Flegonte, Erme, Patroba, Erma, fratelli, amici. E poi c'è anche Filologo con Giulia, Nereo e Olimpa. Mi viene in mente quel passo di Romani 12:10 che abbiamo già trovato nei giorni scorsi. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Vi ricordate questo passo? Questo Paolo sta rendendo onore a ciascuno, nella consapevolezza che ha ricevuto l'onore. Inutile speculare su questi nomi. Molte iscrizioni lapidee, voglio dirvi anche queste, sono state trovate a Roma, potrebbe trattarsi anche di persone che sono individuabili. Ma non è molto importante perché sono molti di questi nomi che richiamano la cultura latina
Olimpa, che potrebbe essere addirittura un nome femminile o maschile. Leggevo in una recente pubblicazione che c'è stata anche una polemica sul fatto che alcuni pensano che la lettera ai Romani si componga addirittura di una parte coniugata con la lettera agli Efesini. Inutile anche riflettere troppo se la lettera si componga di 2 messaggi, uno per Efeso, uno per i Romani. La lettera è impostata ai Romani e noi la consideriamo come i Romani, sta scritto. Però vi voglio dire che esiste anche questo tipo di polemica, perché la scrittura qualche volta ha subito delle riletture. Salutatevi. La preoccupazione dell'Apostolo è che ci sia il saluto, ci sia una reciproca attenzione. Si ritorna, come sentite, al senso dell'amore inteso come debito, un debito insolubile. Se io ho un debito di 3.000 ducati, come alcuni personaggi della letteratura shakespeariana, qualcuno può pagare i 3.000 ducati al posto mio. Se io ho un debito con te, io posso pagare il mio debito con te e sono assolto dal debito. Il debito dell'amore è un debito insolubile. Non sarai mai a posto nei miei confronti. Io non sarò mai a posto nei tuoi confronti. E attenzione a questo saluto, che richiama anche il senso del pregate per, perché il saluto in se stesso non è assolutamente un ambito formale, come noi siamo spesso abituati a fare. Salute, mandi, Friulano è una bellissima parola, che secondo una lettura cristiana vuol dire Dio sia con te, ma nelle mani di Dio. Per chi non nomina Dio in vano, altrimenti se non l'ha capito, questo non ha senso. Ma se l'ha capito, nelle mani di Dio vuol dire. Ma qualche volta questo saluto diventa formale. Ciao, mandi, viva, salute. Quante volte l'abbiamo detto? Ma io non ti sto augurando veramente salute. Lo sto dicendo perché nel mio linguaggio è come dire buon anno. Invece qui il saluto di Paolo è un saluto costruito sull'amore fraterno, inteso come obbligo insolubile del debito. E allora ognuno viene salutato. Avete osservato? Nella sua diversità, perché sono tutti personaggi che hanno fatto delle cose diverse, però tutti nella loro diversità stanno componendo una grande unità, l'unità del popolo di Dio. Questo saluto vuol dire anche pregate per. E allora non ti dico soltanto salute Alessandra, ti dico prego per te Anita, prego per te Rosa, e potremmo continuare l'elenco delle molte persone. E ti voglio leggere un breve commento di John Stott, che è uno studioso che mi ha accompagnato in alcune letture in questi mesi. Uno degli aspetti più interessanti e istruttivi circa la diversità presente nella Chiesa di Roma è quello inerente al genere. 9 delle 26 persone salutate sono donne. 2 nomi saltano all'occhio, Priscilla e Aquila. Si noti che nel versetto 3 e in altri 3 versetti del Nuovo Testamento Priscilla è menzionata prima del marito, Atti e Timoteo. Sia che la ragione fosse spirituale, lei si era convertita prima del marito ed era più attiva nel servizio cristiano di quanto lo fosse lui, oppure sociale, lei era una donna più rinomata nella comunità, o caratteriale, aveva una personalità dominante. Paolo sembra riconoscere, sottolineo la voce verbale sembra, riconoscere e non criticare il suo primato. Il posto di rilievo
occupato da queste donne, dimostra che Paolo non è affatto il maschilista dell'immagine popolare. Ma questi dati possono anche gettare luce sulla questione controversa del ministero delle donne? Punto di domanda? Come abbiamo visto, tra le donne Paolo saluta 3 operaie molto impegnate nell'opera del Signore. Priscilla era uno dei collaboratori di Paolo, Giunia era una missionaria ben conosciuta e può darsi che Febe fosse una diaconessa, d'altronde va detto che nessuna di loro viene chiamata un'anziana nella Chiesa. Mi soffermo qui. Romani, incontrare la potenza del Vangelo, John Stott. Il saluto non deve essere formalità. Certo, deve essere espressione di educazione e di rispetto, ma soprattutto di amore. Ora noi andiamo oltre questa pagina preziosa di saluti e osservate gli avvertimenti dei versetti 17 e 18. E li voglio rileggere questi avvertimenti. Ora vi esorto, fratelli, a tenere d'occhio quelli che provocano le divisioni e gli scandali in contrasto con l'insegnamento che avete ricevuto. Allontanatevi da loro, costoro infatti non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con dolce e lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. Dopo una pagina d'amore, una pagina di attenzione. Non è una pagina di odio, è una pagina di attenzione. Coloro che provocano le divisioni e gli scandali sono in contrasto con l'insegnamento. Guardati da loro, tienili d'occhio. Mi viene in mente seconda Pietro, che vi voglio leggere, tra i versetti 1 e 3. Vado a cercarlo. Capitolo 2, tra i versetti 1 e 3. Ho detto seconda Pietro, capitolo 2, versetti 1 e 3. Però ci furono anche falsi profeti tra il popolo, come ci saranno anche tra di voi falsi dottori che introdurranno occultamente eresie di perdizione e, rinnegando il Signore che li ha riscattati, si attireranno addosso una rovina immediata. Molti li seguiranno nella loro dissolutezza e a causa loro la via della verità sarà diffamata. Nella loro cupidigia vi sfrutteranno con parole false, ma la loro condanna già da tempo è all'opera e la loro rovina non si farà aspettare. Teniamo d'occhio quelli che provocano divisioni. Qualche volta il provocare divisioni supera il limite e si va verso l'assoluta mancanza di verità. Qualche volta è soltanto divisione, tenerli d'occhio. Qualche volta bisogna fare un passo ulteriore. Costoro seminano veramente delle false dottrine. Spacciano il bene per il male e viceversa. Bisogna essere servitori di Dio, non servitori del proprio ventre. Saggi per via del bene, saggi al bene e incontaminati dal male. La domanda che ci faremo tra qualche minuto sarà questa: come facciamo a essere saggi nel bene e incontaminati dal male? Come riusciremo ad essere questo? E io vi farò questa domanda e vediamo come vi sentite di rispondere. Andiamo avanti e troviamo un'altra affermazione qui in Romani, che è il capitolo 16 dal quale siamo partiti. Strittolerete Satana, la sconfitta del diavolo. La sconfitta del diavolo è una certezza, non è una speranza che noi attendiamo auspicando che, è una certezza.
Il Vangelo non è fatto di auspici, è fatto di certezze, di verità assolute. La vittoria di Cristo è assoluta, la sconfitta del diavolo è evidente. Ci chiederemo anche perché l'Apostolo dice la grazia sia con voi, se sta parlando dei fratelli che hanno già la grazia. E anche a questo vi rimando. Vorrei rileggere insieme a voi i versetti 25 e 27 per scoprire che cosa può poi emergere. A colui che può fortificarvi secondo il mio Vangelo e il messaggio di Gesù Cristo, conformemente alla rivelazione del mistero che fu tenuto nascosto fin dai tempi più remoti, ma che ora è rivelato e reso noto mediante le scritture profetiche per ordine dell'eterno Dio a tutte le nazioni, perché ubbidiscano alla fede a Dio, unico in saggezza per mezzo di Gesù Cristo, sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Cosa emerge? Io ho trovato che emergono 6 cose. Dio fortifica. 2. Lo fa attraverso il Vangelo. Poi vorrei chiedervi perché dice il mio Vangelo, quando si parla del Vangelo di Gesù Cristo. Punto numero 3. Il mistero è rivelato. Cristo è il mistero rivelato. 4. Tutte le nazioni lo conoscono. 5. Tutti devono obbedire alla fede, tutto quello che troviamo in questi versetti, ripeto. 6. A Dio sia la gloria. A voi l'amicizia. A Dio la gloria. Leggiamo insieme Efesini, al capitolo 3, tra i versetti 5 e 11, troviamo: nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora per mezzo dello Spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di lui, vale a dire che gli stranieri sono eredi con noi, membra con noi di un medesimo corpo e con noi partecipi della promessa fatta in Cristo Gesù mediante il Vangelo, di cui io sono diventato servitore secondo il dono della grazia di Dio a me concessa, in virtù della sua potenza. A me dico che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunziare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio, ripeto, il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio, secondo il disegno eterno che Egli ha attuato mediante il nostro Signore, Cristo Gesù. Osservate il grande evento storico, Dio fa nascere una Chiesa multirazziale, multiculturale per salvare il mondo. Poi, alla fine dei tempi, ogni cosa sarà riunita in Cristo. Riguardiamo appunto i versetti 33 e 35 in Romani 16. E torniamo alla lettera di partenza. Scusate, il versetto 11 volevo farvi rivedere. No, incidente della diretta, ho sbagliato citazione. Hai visto la gloria di Dio rivelarsi? Passo alla domanda successiva che volevo farvi. Volevo leggervi un versetto che mi è sfuggito perché ho fatto una citazione sbagliata. Hai visto la gloria di Dio rivelarsi nei tuoi amici? In che modo? Preghiamo, prendendo per base i versetti da 15 a 27. Ecco che abbiamo
ricostruito quello che volevo dirvi. Dobbiamo prendere per base i versetti tra il 15 e il 27 e costruire una nostra preghiera. Se mi permettete, vi guido. Signore, vogliamo portare il nostro saluto affettuoso a tutti i nostri amici, a tutti i nostri fratelli di fede. Vogliamo salutarli con un santo bacio, anche quello che non ci diamo fisicamente, ma quello che ci accompagna. Signore, noi vogliamo essere attenti a coloro che potrebbero provocare divisioni, ma non vogliamo odiare nessuno. Vogliamo essere ubbidienti. Vorremmo che la nostra ubbidienza fosse nota a tutti. Vorremmo essere saggi, incontaminati dal male. Siamo consapevoli, Signore, che il Dio della pace stritolerà Satana. Signore, lode a te perché la grazia del Signore nostro Gesù Cristo è con noi. Ti preghiamo, Signore, per tutto quello che abbiamo letto, per le storie di Timoteo, di Tertio che ha scritto questa lettera fisicamente. Ti lodiamo, Signore, per Paolo che ha dettato questa lettera. E soprattutto noi, Signore, vogliamo fortificarci nel messaggio di Gesù Cristo. Abbiamo ricevuto la rivelazione del mistero che è stato tenuto nascosto per molto tempo. Tutte le nazioni ubbidiscano alla fede, Signore. Ti preghiamo per la nazione Italia dove noi viviamo, per i capi di Stato, come abbiamo trovato scritto nella Scrittura, perché i responsabili di questo Stato ubbidiscano alla fede. A te, Signore, Dio unico, a te, per mezzo di Gesù Cristo, sia la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Ci soffermiamo qui e ci ritroviamo con alcune domande che abbiamo visto ci hanno accompagnato nella lettura. Buona serata.